Buongiorno a tutti, grazie. Partiamo con la conferenza stampa della 38esima mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell'area Berica. Ringrazio il mio amico fraterno, nonché sindaco di Noventa Vicentina, il dottor Mattia Veronese, per aver scelto le sale della Regione del Veneto per partire con la propaganda e la pubblicità di questa mostra bellissima. E dico questa mostra bellissima perché è da tanti anni che sono onorato di partecipare, prima in qualità di sindaco dell'area Berica e successivamente come consigliere regionale, a questa manifestazione che posso sbilanciarmi a dire che è una delle manifestazioni più importanti di tutta l'area Berica a livello di prodotti tipici che sono importantissimi, sia prodotti agricoli che macchinari, che altre peculiarità che ha la nostra bellissima area. E questa mostra è sempre, e dico sempre, attesa non soltanto dal Comune di Noventa, che è insomma l'ideatore, il creatore e quello che continua a investire in questa importante manifestazione, ma da tutta l'area Berica. Quindi quando parliamo di commercio, quando parliamo di prodotti, quando parliamo di area Berica, Noventa è la capitale e fa da capitale, quindi questo mi rende molto orgoglioso perché è un paese a cui tengo molto e caro Mattia, penso che chi meglio di te ci può raccontare, assieme ai nostri illustri ospiti, quello che succederà domenica 12 ottobre. Grazie. Grazie al consigliere Gio Formaggio che ci ospita, grazie alla Regione del Veneto, al Consiglio regionale, perché questa manifestazione è da anni che è patrocinata dalla Regione Veneto, oltre che dalla provincia di Vicenza, e quindi ci onoriamo di presentare in questa sede il nostro programma di una 38esima edizione che è particolarmente ricca di espositori. L'anno scorso abbiamo contato circa 140 espositori. Tengo a precisare che la nostra è una manifestazione caratterizzata da produttori agricoli e allevatori del territorio, e quindi prima di tutto devo ringraziare le associazioni agricole che insieme con il Comune da sempre l'hanno sostenuta e voluta e continuano praticamente a supportarla. Quindi un ringraziamento, che sono qua anche tra l'altro presenti con noi i rappresentanti delle associazioni di categoria. Parto da Coldiretti, CIA, che sono qui presenti con i rispettivi rappresentanti, che poi lascerò anche la parola, e un ringraziamento anche a Confagricoltura, le tre associazioni che assieme nel territorio ci danno una mano su questo fronte. Assieme a loro ci sono le altre associazioni di categoria. Qui presente c'è il presidente mandamentale di Confartigianato, Riccardo Barbato, che è anche membro della giunta provinciale, e con lui il presidente mandamentale di Confcommercio, Luca Barbiero. Ecco, queste per noi sono le forze in campo che ci danno veramente la garanzia intanto di rappresentare al meglio il nostro territorio, i nostri allevatori, i nostri produttori, ma anche chi commercia i nostri prodotti, e come giustamente hai detto tu, una valorizzazione che parte appunto dalle nostre tradizioni agricole. La mostra ha 38 anni, sembra, di attività, in realtà qualche anno in più, perché magari all'inizio non si raccontava tutte quante le edizioni. Vado a sottolineare chi anche è stato un po' il pioniere di questa avventura. Era un gruppo di amici, l'associazione Bresadola, che nei primi anni '80, nel mese di ottobre, si ritrovava sotto il portico di destra della piazza 4 novembre a mettere prodotti legati ai funghi e alle zucche. Poi da lì si è aggiunto qualche altro prodotto in più, e l'idea partita dall'associazione di categoria di dire: perché non facciamo qualcosa che rappresenti una produzione più ampia delle nostre culture. E da lì è partita la fiera come adesso la intendiamo. Siamo arrivati quindi ufficialmente alla 38esima edizione.
ormai insomma siamo proiettati a una tradizione consolidata con una partecipazione di pubblico che viene ben oltre la provincia di Vicenza, ma province di Padova, di Verona, ma anche fuori anche dal Veneto. Ecco perché in questi anni abbiamo voluto chiedere il patrocinio agli enti superiori, quindi siamo, ripeto, onorati che la Regione Veneto su questo ci gratifichi col suo stemma. La giornata è concentrata ovviamente nella seconda domenica di ottobre, quest'anno cade il 12, ma abbiamo un ricco programma che parte dal giorno 7 di ottobre e qui voglio subito ringraziare l'amico Pettenò che diciamo così, casualmente l'ho conosciuto a un incontro televisivo e ci siamo scambiati, diciamo così, delle osservazioni legate praticamente a un gemellaggio che 90 Vicentina da un anno e mezzo ha praticamente consolidato con la città di Messina e ha detto guarda che c'è qualcosa in più che si può fare con la città di Messina legata alla storia, alla tradizione e che riguarda appunto anche la nostra tradizione agricola. Noi in piazza abbiamo una villa che è la sede del comune, si chiama Villa Barbarigo Rezzonico. Come sapete la famiglia Barbarigo è una famiglia patrizia veneziana che nel suo percorso ha avuto praticamente anche di capitani da mar, una partecipazione importante alla battaglia di Lepanto. All'entrata della nostra villa c'è appunto un affresco che raffigura un momento della battaglia e poi un altro affresco che raffigura diciamo così, il momento della morte del condottiero Agostino Barbarigo presente durante la battaglia in quel di Messina. Perché Messina? Perché Messina era praticamente il porto d'arrivo e di partenza e poi d'arrivo della flotta cristiana che andò a combattere praticamente contro gli ottomani. Questa rievocazione storica fatta a Messina, in cui ho partecipato il mese scorso, ci ha dato un ulteriore, diciamo così, motivo di arricchire la festa con una sorpresa a cui ringrazio vivamente il già consigliere Pettenò, perché è stato lui che ha dato questo via, diciamo così, a un ulteriore gemellaggio che adesso si consolida nella rete di Lepanto. Non più però facendo una rievocazione storica che riguardi diciamo così, la guerra, ma partendo appunto da una battaglia che ha visto i popoli del Mediterraneo divisi. Oggi l'associazione Rete di Lepanto guarda invece al Mediterraneo come diciamo così, un mare che deve in qualche modo creare tra le sue sponde un'armonia tra i popoli. E in questo preciso momento storico sappiamo quanto importante è riscoprire valori legati alla pace, leggendo la storia che ci sia d'aiuto e di stimolo perché certe battaglie, certe guerre, certi contrasti non ci siano più. E da questo quindi 90 Vicentina ha voluto partire con un progetto che ci vede impegnati e anche qui ringrazio la Regione Veneto che ce lo ha, come dire, premiato, quindi siamo anche beneficiari di un contributo specifico che vede il giorno appunto 7 di ottobre un convegno sulla presentazione alle scuole e alla cittadinanza di questa rete di Lepanto con un convegno che si chiamerà La Serenissima a Lepanto, una mappa delle memorie della battaglia di Lepanto nell'area del Mediterraneo. Quindi sarà presente Pettenò e saranno presenti ovviamente degli storici che ci daranno praticamente questi spunti di riflessione. E questo primo appuntamento per la rete di Lepanto per 90 sarà diciamo così, un inizio di un percorso che ci vede ovviamente impegnati per un anno e poi anche per altre manifestazioni. Ulteriormente a questo da svelo una sorpresa, caro Gio, quella mattina che sarai in piazza 90 alle ore 10 per l'inaugurazione, sto parlando del 12 di ottobre, ci sarà una rappresentazione storica in 2 momenti durante la giornata in cui dei figuranti verranno a 90 Vicentina a riproporre quella che è la nostra anche legame con la famiglia Barbarigo, con la Serenissima e tutto quello che è l'ambiente, diciamo, legato alla villa che in quel periodo storico era considerata appunto una presenza della Serenissima legata però all'agricoltura, legata alle tradizioni agricole e quindi si collega appunto con lo spirito della nostra festa. A seguire, giovedì 9 ottobre invece, al Teatro Modernissimo, un spettacolo musicale con il soprano Gusella Ilaria di Vicenza,
con un connubio tra musica e poesia. Infatti lo spettacolo si intitolerà Corrispondenze d'amori sensi, poesia e musica nel salotto di fine Settecento. Anche qui ricordando appunto anche i legami con una Venezia molto raffinata che ovviamente riguarda anche la parte, diciamo così, artistica, musicale e di poesia. Passiamo poi a venerdì 10 ottobre, ma qui saranno molto più, come dire, precisi i nostri amici della Coldiretti di Confartigianato, perché ci sarà un convegno. Voi sapete che da tradizione ogni anno la fiera si apre con un convegno delle 3 associazioni agricole che a rotazione si prendono l'impegno di proporre una tematica e di invitare dei relatori. Quest'anno Coldiretti e Confartigianato insieme propongono un tema importante ed attuale, che è quello del cambiamento climatico. Non ci sono più le stagioni di una volta, perché il clima cambia e quali sono le conseguenze per il territorio e i suoi abitanti. Questo è il titolo, e sarà presente ovviamente anche un relatore d'eccellenza come Marco Rabitto, che è un meteorologo insomma famoso anche nelle reti TV. Passiamo invece a sabato. Tradizionalmente il sabato, che è il giorno prima della fiera, qui in questo caso sabato 11 ottobre, è il momento della preparazione, quindi tutti quanti gli stand in piazza, tutta anche una preparazione anche degli allestimenti, un ringraziamento doveroso di nuovo all'associazione Bresadola, perché danno un po' il via e sono, come dire, i testimoni di questa lunga esperienza fatta, che si è arricchita poi con altri espositori, e una inaugurazione alla sala mostre del piano terra di Villa Barbarigo con il fotoclub Il Campanile, viaggio fotografico nelle nostre terre, quindi anche qui un collegamento col territorio. Per poi ovviamente, come si dice, la giornata clou, che è la domenica 12 ottobre alle ore 10 l'inaugurazione, e poi a seguire tutta una serie di eventi. Qui presenti in sala ci sono anche gli amici trattoristi, perché da qualche anno Noventa si è arricchita di una mostra statica di oltre 50 esemplari di trattori, di macchinari d'epoca. Ringrazio Alberto e Mauro Padrin, che rappresentano questa associazione, e tutti quanti i cultori di questa mostra, perché sono tutti collezionisti appassionati e quindi porteranno i loro mezzi. A questi si aggiunge anche il gruppo trattoristi, perché c'è un'evoluzione storica e anche tecnologica, quindi vedremo in piazza sia i macchinari di un tempo, sia ovviamente quelle che sono le nuove tecnologie della meccanica. Un ringraziamento particolare va alla Proloco. Qui in sala ho la presidente Patrizia Brogin, accompagnata dalla consigliera sia del comune di Noventa Vicentina, quindi una mia grande diciamo così collaboratrice, e nonché dentro il direttivo Sonia Olivieri. Proloco, come ogni anno, aprirà lo stand gastronomico in via dei Martiri, dove hanno la sede, sia per il pranzo che per la cena, e ovviamente tutti quanti i volontari poi saranno praticamente ospitati nella tenostruttura con momenti anche conviviali e anche di come dire, ringraziamento. Credo di non aver dimenticato nessuno, però permettetemi un applauso particolare ai miei uffici. Qui oggi ho voluto con me portare anche Cristina Zanaica, che è la mia vice segretaria responsabile di segreteria. Sappiate che i sindaci, gli amministratori sì, possono essere bravi, avere anche magari tante idee, ma se non abbiamo dietro alle spalle i nostri dipendenti comunali, i nostri uffici, i nostri operatori, i nostri operai, che instancabilmente lavorano e si dedicano diciamo anche a queste cose, e non è così scontato, non facciamo nulla. La fiera è organizzata come ente, diciamo così, primario organizzativo dal comune, e ovviamente un applauso lo dedico a Cristina, che lo deve però estendere a tutto quanto il suo staff. Grazie Cristina. Io lascerei la parola, e quindi chiamerei qui sul podio Cristina Zen per Coldiretti, che è una delle 3 associazioni di categoria che, come ho detto, tradizionalmente ci sostiene e ci supporta. Quindi Cristina, Gio, vieni qua vicino a me, che allora io faccio io il Pippo Baudo perfetto. Cristina, a te la parola. Grazie. Innanzitutto grazie al consigliere Gio Formaggio e a tutto il Consiglio della Regione Veneto per questa opportunità e per questa bella mattinata. Grazie anche a Mattia per averci condotto in Venezia per presentare
questa 38esima mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell'area Berica. Allora, sicuramente questa è una festa per noi associazioni di categorie e per noi agricoltori molto importante, perché è la nostra vetrina, nel senso che in questa giornata i nostri agricoltori, i nostri produttori si mettono a disposizione del cittadino consumatore e fanno vedere il bello e il buono che noi portiamo sul territorio anche e portiamo comunque sulle tavole della gente, degli italiani. E in questa domenica appunto la gente, il cittadino che passerà per le strade di Noventa potrà parlare con i produttori stessi, con gli allevatori stessi e quindi anche scambiare delle opinioni su come sta andando. E noi agricoltori, io lo dico sempre, siamo molto resilienti, perché anche se in questo momento appunto l'agricoltura sta passando dei momenti non bellissimi, siamo appunto agli onori della cronaca molte volte anche purtroppo con questo clima pazzerello che non ci permette di fare quello che vogliamo, e quindi ecco, però noi ci teniamo ad essere in piazza e a portare tutta la nostra positività per questo comparto, per questo settore che vede l'area Berica in primis come area vocata essenzialmente all'agricoltura. Di conseguenza ci teniamo e siamo orgogliosi di essere in piazza domenica 12 ottobre. Per quello che riguarda appunto il clima e quello che un po' ci fa tribolare, mettiamola così, abbiamo pensato assieme a Confartigianato di mettere in piedi questo convegno che vedrà sì come relatore, come ha ben detto il sindaco veronese Marco Rabitto come meteorologo, e ci sarà anche il dottor Silvio Parizzi, direttore dell'Ambi Veneto, e che ci parlerà appunto della figura dell'agricoltore come anche manutentore del territorio, perché non dimentichiamoci che l'agricoltore, oltre ad allevare e a produrre cibo dalla terra, è anche un manutentore del territorio, perché se non avessimo gli agricoltori, specialmente in collina, con questi cambiamenti climatici la collina verrebbe veramente giù in pianura e avremo disastri ancora più amplificati rispetto a quelli che abbiamo. Ci farà appunto una panoramica su questo e ci farà anche un po' capire che cosa si sta facendo nel territorio per mitigare questi effetti del clima, anche con i consorzi di bonifica, che sono ovviamente uno strumento importantissimo che abbiamo per la gestione del nostro territorio. Io credo di aver detto tutto, Mattia, non aggiungo altro e aspetto appunto tutti in piazza domenica 12 ottobre. Grazie Cristina. Si accomodi qua sul podio anche il rappresentante di CIA, Antonio Bressan, per un saluto da parte sua e di tutti quanti i suoi associati. Prego Antonio. Salve a tutti, buongiorno. Il mio saluto è da parte di tutti i nostri associati, come giustamente dice Mattia, ma vuole essere anche un ringraziamento perché mai come adesso abbiamo bisogno di trasmettere il valore del nostro lavoro ai nostri cittadini. La mostra che Mattia con grande insistenza porta avanti, con grande amore, è un qualcosa di importantissimo, perché noi, come diceva anche la mia collega, sì, siamo custodi del territorio a titolo gratuito, perché siamo custodi del territorio, siamo stati nominati dal Senato custodi del territorio, però nonostante questo abbiamo solo l'anno scorso 40.000 aziende hanno chiuso per mancata sostenibilità, quindi rendiamoci conto che non per essere polemici, ma se su un chilogrammo di pane ci sono 20 centesimi di frumento, è un problema per la sostenibilità delle nostre aziende, un po' di rispetto ci dovrebbe anche essere. Come ci avevamo portato avanti la battaglia che volevamo i due prezzi di vendita, quello di acquisto e quello di vendita, per avere un minimo per il consumatore, un paragone per evitare questi divari, insomma. Quindi ringrazio ancora Mattia, perché è una bella vetrina, che ci mette a confronto con tutti i nostri associati, con la gente, e si rende conto cos'è l'agricoltura, perché sì, siamo custodi del territorio, però spesso e volentieri mi confronto anche con sindaci per problematiche che sono
anche legate proprio al discorso di idraulica, perché noi agricoltori con l'idraulica conviviamo sempre e quindi il nostro supporto è qualificato, è importante e molti sindaci si confrontano con me per cercare delle risposte, delle soluzioni che ovviamente noi vivendo sulla terra le conosciamo, insomma, ecco. Quindi sarà una giornata importante anche perché non sarà solo per gli agricoltori, ma anche per chi ci affianca, quindi artigiani, commercianti, associazioni varie, perché il territorio è di tutti, insomma, quindi è di tutte le associazioni e in tutti quanti si porta avanti la nostra battaglia, il nostro vivere. Noi, giustamente, il nostro lavoro è mettere sulla tavola del cibo agli italiani. Come priorità non vogliamo essere secondi a nessuno perché è veramente qualcosa di importante. Noi ci impegniamo anche a produrre nella maniera più sana possibile, quindi rivendichiamo anche il diritto che i nostri prodotti certificati, biologici o comunque controllati abbiano il giusto valore, perché non possiamo capire che del grano al glifosato sia superiore al nostro che è sano e coltivato con tutti i parametri che servono. Noi come dei vari problemi che abbiamo, non sto qua a elencarvi tutti perché abbiamo toccato la collina e lì veramente abbiamo delle situazioni veramente difficili. Abbiamo delle colline che i terreni vengono dismessi, non è più possibile coltivarli perché c'è la fauna selvatica che distrugge tutto. Allora, se non, e qua mi rivolgo al consigliere Formaggio, non facciamo un intervento risolutivo su quello che è il contenimento e la gestione della fauna selvatica, un problema che deve essere sostenuto da tutti, perché non è un problema di uno solo, di un comune solo. Noi possiamo girare tutta l'Italia e troveremo dei fili elettrici, della rete elettrosaldata dappertutto, è veramente una cosa poco bella, poco simpatica. Non possiamo sui nostri colli, non possiamo fare delle passeggiate perché c'è il pericolo di trovare o la cinghiale con i piccoli, che è altamente pericolosa, o quante altre bestie che sono, poi ne sorgono sempre di nuove. Giusto per ricordare anche lo sciacallo dorato, ci mancava solo quello, insomma, ecco. Il nostro Antonio sta mettendo tante cose sul piatto, ecco. Ma dobbiamo anche lasciare spazio anche agli altri relatori. Quindi, no, mi hai dato uno spunto invece perché hai citato le altre associazioni di categoria e quindi io intanto ringrazio te e Cristina di nuovo e anche se non sono presenti perché per impegni è presente anche comunque con noi anche Confagricoltura, quindi le 3 associazioni unite, perché il dialogo costante con i sindaci è fondamentale. Quindi Antonio, lasciamo adesso però la parola anche agli altri rappresentanti di categoria. D'accordo, ringrazio ancora Mattia per l'opportunità che ci dà, certo. Sia qui a Venezia sia a Noventa, che veramente con insistenza ci tiene veramente che questa festa sia importante per il territorio. Grazie. È veramente la festa di riferimento di tutto il Basso Vicentino, insomma. Va bene, grazie ancora Mattia. Grazie, adesso la parola a Riccardo Barbato di Confartigianato, che è presidente sia mandamentale dell'area Berica sia membro della giunta provinciale di Vicenza. Grazie Riccardo, a te la parola. Buongiorno, grazie a tutti per l'opportunità e cercherò di essere brevissimo. Allora, Confartigianato partecipa attivamente all'organizzazione della fiera, soprattutto nell'evento anche che abbiamo ricordato del venerdì di apertura, perché come ricordavano i colleghi delle associazioni di categoria agricole, il preservare il territorio non è compito, è stato purtroppo solo delegato a loro in questi anni, ma ci siamo resi conto quando gli eventi estremi raggiungono le abitazioni, raggiungono le attività, è interesse di tutti diciamo, che si faccia qualcosa. Per quello che riguarda la fiera saremo presenti con alcuni stand di nostri produttori artigiani che sono comunque legati diciamo, anche all'agroalimentare.
La novità di quest'anno, porteremo anche innovazione, nel senso che il nostro Digital Innovation Hub di Confartigianato sarà presente con uno stand dove verranno proposte le nuove tecnologie a disposizione delle imprese, quali intelligenza artificiale, stampanti 3D piuttosto che visori di realtà aumentata, per fare anche innovazione, perché è vero, da una parte c'è la tradizione del mondo agricolo e del mondo artigiano, ma c'è anche una prospettiva di innovazione, di guardare avanti, e sull'ottica anche di guardare avanti, così mi collego al tema di prima, ci sarà una conferenza di Marco Rabito, anche che noi abbiamo aperto in un'altra momento la mattina dell'8 ottobre alle scuole medie. Dunque porteremo Marco Rabito come assessore di categoria alle scuole medie, anche per andare a raccontare ai nostri ragazzi quello che è le problematiche dovute al cambiamento climatico, in modo che possano anche loro vedere quali sono i problemi e i danni che eventualmente questo causa. Aggiungerei, signor Sindaco, all'elenco degli eventi disponibili quella mostra fotografica che noi faremo nelle logge di Villa Barbarigo. Ringrazio per la disponibilità. Il tema è una mostra fotografica curata dal nostro gruppo di fotografi di Confartigianato. Il tema è proprio artigiani e ville nei colli della Valliona, dunque attinente all'area iberica, dove uniamo appunto questa artigiani e vigne dell'area iberica, dunque anche qui artigianato e agricoltura che vanno d'accordo e che sono uno complementari all'altro. Ho finito l'intervento e grazie ancora. Grazie Riccardo. Nel frattempo, finché parlavi, scorre le immagini della Villa Barbarigo e il suo interno, e quindi giustamente ricordavi anche a me di dire che Villa Barbarigo è aperta non solo per la mostra tua e quella del Fotoclub Il Campanile, ma anche per visita guidata, e quindi avremo modo di ammirare i nostri affreschi, e quindi collegandoci anche alla Battaglia di Lepanto come primo affresco che uno vede in entrata della Sala Raggiera. Grazie Riccardo. Lascerei adesso la parola a Luca Barbiero di Confcommercio, perché abbiamo anche questa grande associazione del territorio. Quella mattinata lì del 12 di ottobre vede i nostri commercianti del centro aperti, e quindi caro Luca, a te la parola, ricordando anche quello che fate da qualche anno con i bimbi, certo, quindi a te la parola, certo. Luca. Intanto ringrazio Mattia, il sindaco veronese, che per la grinta che ci mette, per tutto quello che vuole, che sta facendo crescere questo evento, che è veramente importante, perché la vediamo crescere ogni anno per piccole cose, però come diceva siamo partiti da un'esposizione di funghi e guardiamo dove siamo arrivati e abbiamo ancora spazio di crescita. Sì, noi come commercianti saremo presenti nella coreografia di questo evento molto bello, e sicuramente avremo dei negozi che si mettono anche in gioco fuori dal negozio. Abbiamo un corso che è cresciuto molto dal punto di vista estetico, innovativo, nuove generazioni che sono entrate nel commercio. E poi una cosa che ci teniamo, come ricordava il sindaco, è un evento che abbiamo portato ormai da già parecchi anni, di questo mercatino dei bambini per costruire dei futuri commercianti. Una cosa bella, una mostra scambio che si mettono in gioco con i loro giochi usati, non usati, comprano, vendono, però è molto gradevole. Grazie. Velocissimo, grazie a te. Non so se ho ancora spazio per far parlare anche la Presidente della Proloco. Posso? Il consigliere... Allora, però voglio qui, però sul palco, la nostra Patrizia Brogin, perché comunque la Proloco va comunque sempre ringraziata. E poi si prepari Mauro Padrin del nostro gruppo Trattoristi, e alla fine, ma non per ultimo, un ringraziamento lo voglio sempre dedicare al nostro Pettenò, che ci ha dato una mano, e se c'è questo collegamento con l'Epanto è anche grazie a lui, quindi vi chiedo di venire qui poi a parlare, dire due parole. Concluderà ovviamente i saluti il consigliere regionale Gio Formaggio, e ovviamente un ringraziamento ancora alla Regione. Prego Patrizia, in velocità, un saluto anche a te. Buongiorno a tutti, grazie al sindaco che mi ha chiamato in questa occasione. Non mi sono preparata nessun discorso, quindi due parole velocissimamente. Ringrazio tutti, noi siamo pronti per questa festa, siamo sempre pronti.
cercheremo di fare il nostro meglio per fare uno stand gastronomico veramente eccezionale. Grazie ancora. Brava come sempre. Mauro Padrin del gruppo Trattoristi. Buongiorno a tutti, intanto voglio ringraziare Mattia che ci dà sempre la grinta per fare mille cose. Ogni anno cerchiamo di portare delle innovazioni e senza il tuo supporto, Mattia, non ce la faremo, perché come tutti sapranno i mezzi storici c'è bisogno di tanto lavoro, perché i trasporti, gente che ci dia una mano, tutto quanto. Voglio solo ringraziare tutti quelli che ci danno una mano, tutti gli amici trattoristi che portano i suoi trattori, i suoi mezzi, e cerchiamo ogni anno di fare sempre di più e ringrazio tutti quanti, insomma, ecco. E grazie a Mattia che ci sostieni sempre. Grazie a voi, a tutti quanti quelli che vi supportano, perché portare i mezzi in piazza non è così semplice, quindi c'è anche tutto quanto un lavoro con sicurezza fatto anche da chi vi gestisce la logistica. Complimenti sempre. Grazie a tutti. Pietrangelo Pettenò, che è un volto ben noto qui a Palazzo Ferrofini, a te la parola. Un intruso, non sono dell'area iberica, quindi mi inserisco molto volentieri con voi, perché il perché di Noventa e Lepanto l'ha già spiegato molto bene il sindaco all'inizio, non mi dilungo. È stato presentato questo progetto a seguito della conoscenza con Messina, e siamo conosciuti noi, e quindi la Regione Veneto ha una legge, la 39 del 2019, che valorizza e promuove, diciamo, quello che è la storia di Venezia, il patrimonio culturale, l'eredità della Serenissima nell'area mediterranea. E quindi abbiamo pensato di presentare questo progetto che racconterà per un anno, diciamo, tenterà di ricostruire, cosa che non si era mai fatta, una mappa delle memorie di Lepanto, perché la battaglia 7 ottobre, quindi si inizia il convegno, che è il 454esimo anniversario della battaglia. La battaglia è stata studiata, raccontata da tanti, da tantissimi. Noi vorremmo invece ricostruire quello che la memoria di quella battaglia ha lasciato in giro, ed è ovunque, quindi la Villa Barbarigo è sicuramente una testimonianza, ma dappertutto, vi assicuro, dappertutto c'è qualcosa che ricorda Lepanto, tutti gli suoi aspetti monumentali, culturali, letteratura, religiosi, insomma c'è di tutto e di più, e tenteremo, insomma, in un anno di fare il più possibile in questa direzione. Abbiamo avuto la possibilità anche, abbiamo inserito questa rievocazione storica, per cui si sta lavorando con i partner del progetto, un progetto che ha capofila 90 Vicentina, ma c'ha altri 8 partner, un'associazione benefica di Lepanto, greca, la comunità degli italiani di Capodistria, la famiglia capodistriana di Trieste, l'associazione Veneto Nostro che si occupa di rievocazioni storiche, e poi il polo scolastico importantissimo di 90 Vicentina, che ho conosciuto personalmente. Devo dire che è un importante polo scolastico, che tutti e due istituti, sia il Fogazzaro che il Masotto, sono partner del progetto assieme all'ETS Rezzara, quindi mettiamo insieme in questo racconto delle memorie la formazione per i giovani e poi anche l'università della terza età, quindi vediamo di diffondere questa cosa. E dico solo una cosa, secondo me importante, il perché questa unione Lepanto ci sta benissimo, proprio perché non solo i patrizi veneziani, le ville in quell'area, appunto, quando avevano deciso di investire nell'agricoltura, perché questa era stata un po' la molla in quella direzione, dà l'importanza ancora oggi della valorizzazione del mondo agricolo e anche artigianale. Perché artigianale? Perché abbiamo fatto, e qui vi lancio, poi Gio Formaggio ci darà una mano senz'altro, abbiamo fatto un'altra bellissima iniziativa che riguarda la mappatura dei mulini di origine veneziana nell'area delle fiumi di risorgiva, quindi Venezia, Padova e Treviso, con il consorzio di bonifica acque risorgive. Però, insomma, nelle vostre zone c'è, dalla Valle del Mossano e dintorni, insomma, ci sono dei mulini bellissimi di origine veneziana che sarebbe caso di valorizzare ulteriormente, farli diventare ancora più conosciuti, e quindi valorizzare quel rapporto fra il mondo la tradizione, il mondo agricolo di oggi, il mondo artigianale, perché i mulini, il pane, la lavorazione dei cereali e farine, insomma, sono ancora qualcosa che vale la pena di preservare e raccontare anche in modo davvero importante dal punto di vista storico-culturale. Grazie Mattia.
Grazie Pietrangelo. Hai citato ovviamente anche cose che vanno oltre il nostro territorio. L'area iberica è ovviamente rappresentata in piazza 4 novembre il 12 di ottobre, quindi alle ore 10 ci sarà l'inaugurazione. Come sempre invitiamo i sindaci a portare la fascia, perché non voglio essere io che taglio il nastro, ma voglio che sia tutto un territorio che se lo senta praticamente suo quel momento lì, e quindi ci saranno tutti i sindaci del territorio insieme con gli amici consiglieri regionali. Quindi chiedo a te, Gio, di come dire, ricordare a tutti quanti quelli che hanno ricevuto l'invito di essere presenti e di ovviamente dare un segnale importante a un territorio che, come vedi, è in fermento e che crede molto nel lavoro, nell'agricoltura, nell'allevamento e nel nostro territorio. Grazie. Gio, a te la parola conclusiva, giustamente. Ecco, grazie Mattia, grazie a tutti gli intervenuti a questa conferenza stampa che presenta la parte bella del nostro territorio. E mi soffermo, visto che abbiamo ancora qualche secondo, 10 secondi, 10, allora possiamo andare avanti fino a domani. Mi soffermo per parlare del grazie personale, che mi ha fatto riflettere, no? Pensavo prima arrivando qua, questa mostra cosa ci può portare? Questa mostra, a mio avviso, assieme a tante altre iniziative che fa Noventa e che stanno crescendo nel territorio dell'area iberica, può portare a un riscatto dell'area iberica. Perché vi ricordo, e non voglio essere polemico, vi ricordo che siamo sempre, nel territorio vicentino, siamo sempre stati considerati figli di un Dio minore. E lo dico qua davanti a tutti e spero che mi senta più gente possibile. Basso Vicentino, l'area iberica, 20 comuni che non si sa da cosa siano tenuti vicini, e invece manifestazioni come questa, associazioni come le vostre che rappresentate e che ringrazio, che avete portato la vostra esperienza e il vostro contributo e supporto a questa 38esima manifestazione, ecco, tutto questo è quello che crea Area Iberica. Area Iberica non è solo Noventa, Area Iberica non è solo ogni singolo comune, Area Iberica è un territorio bellissimo che va venduto bene. Vi parlo da commerciale, dobbiamo vendere meglio il nostro territorio perché non ha nulla da invidiare a tutti gli altri territori della provincia di Vicenza e del Veneto, e non dobbiamo più sentirci, perché ce l'hanno detto per tanti anni, no? No, ma l'area iberica non c'è, vuoi mettere l'Alto Vicentino, vuoi mettere l'Ovest, vuoi mettere... No, noi vogliamo mettere in the first place l'area iberica e dobbiamo farlo tutti assieme, senza più avere quel senso di inferiorità che era soltanto nelle nostre teste, perché ce lo dicevano. Madonna, te viene dal Basso Vicentino, te viene dal Beton, te viene da Noventa, ma no, siamo orgogliosi di venire da Noventa, siamo orgogliosi di venire da Campiglia, da Sossano, da Barbarano, da Leonigo, siamo orgogliosi della terra iberica e questa manifestazione ne sarà, come è stato negli anni scorsi, un grande esempio. Quindi Mattia, io sono stato onorato di avervi ospitato oggi qua, non dovete ringraziarmi, ma sono io, assieme alla Regione del Veneto, che ringrazio tutto il vostro gruppo, perché hai parlato bene, è un gruppo che vince, è un gruppo che ha l'onore di rappresentare al meglio l'area iberica. Grazie e buona giornata a tutti.